Ciao a tutti, bentornati alla Cittadella. Io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Oggi appena qualcuno osa dire qualcosa di scomodo viene subito boicottato, linciato verbalmente, denigrato. Lo abbiamo visto peraltro benissimo in questi giorni alla fiera Più Libri Più Liberi, che tra l'altro, ironia della sorte, si è trasformata nel posto meno libero d'Italia quando hanno deciso chi poteva parlare e chi no. Insomma, quando impediscono di presentare un libro, di fare una conferenza, di esporre un pensiero solo perché non allineato, beh, allora forse qualcuno ha confuso la democrazia con il pensiero unico, obbligatorio. E dunque le domande che mi faccio sono queste: che tempi sono questi? C'è davvero il fascismo? Ce ne dobbiamo preoccupare? Allora io do il benvenuto a Giorgio Cremaschi, sindacalista, politico e saggista, scrive sul Fatto Quotidiano ed è militante di Potere al Popolo, e a Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà. Io, Francesco, ti passo subito parola perché voglio sapere tu cosa ne pensi di questo grande tema di oggi. Ma guarda, ci sono tante cose da dire, poi ne parliamo sia con Cremaschi che con il direttorissimo Giovanni Sallusti che ci fa la gentilezza di essere con noi. Tra l'altro noi andiamo anche su Radio Libertà, quindi che ha nel nome, no, questa parola. E ci sono un po' di cose che mi colpiscono, cioè noi siamo reduci da tutta questa ehm, manfrina, non mi viene altro termine, dell'atmosfera del libro Più libri più liberi, in cui appelli per cacciare un editore firmati da illustri intellettuali, poi c'è la lite fra intellettuali perché Saviano litiga con Zero Calcare, e poi si scopre che uno di questi intellettuali, Alessandro Barbero, nel 2019, in un caso analogo, disse lì era il Salone del Libro di Torino, dove cacciarono in effetti Altaforte. Qui a più liberi non è successo, non ha cacciato nessuno. All'epoca Barbero disse ma l'antifascismo non si fa togliendo gli stand agli editori, e questa volta deve aver cambiato idea perché poi invece ha firmato l'appello. E la cosa curiosa è che Barbero, dunque oggi giovedì, dunque 2 giorni fa, era a Torino a fare un sit-in assieme ad Angelo Dorsi e ad altri, perché è stata, gli hanno tolto insomma la disponibilità di una sala per fare un convegno contro la guerra in Ucraina. E mi colpisce questa cosa, perché allora quando tocca a Barbero la libertà di espressione è sacrosanta. Faccio un altro esempio. Graziano Del Rio del PD ha proposto un DDL contro l'antisemitismo. Si levano voci da sinistra, Gad Lerner che protesta, il Fatto Quotidiano che esprime i dubbi, il Manifesto che esprime dubbi, e sono dubbi che io condivido per di più, no? E mi dà fastidio che abbiano tolto la sala a Barbero, al professor Dorsi, a Canfora e ad altri. Mi dà fastidio che si pensi di censurare le opinioni, però mi chiedo, allora perché non c'è lo stesso metro quando si tratta dei presunti fascisti? Perché tutte le volte bisogna evocare l'allarme fascismo? Tra l'altro, e chiudo la mia filippica, c'è un caso interessante a proposito di fascismo che riemerge, perché a Genova devono avere qualche problema. Siamo già al terzo allarme, allarme fascismo, che poi si rivela una bufala. Perché cosa succede? Prima c'era stato questo sindacalista della CGIL che dichiarò di essere stato aggredito dai fascisti, poi si è scoperto che se l'è inventato. Poi c'è stata la famosa aggressione fascista alla scuola, al liceo, con gente che faceva le svastiche, poi si è scoperto che erano maranza. Adesso l'ultima era l'aggressione alla sede del PD, gridavano Duce Duce, hanno imbrattato la sede, erano squadristi secondo Repubblica, poi salta fuori che erano un gruppetto di imbecilli ubriachi che poi si sono malamente scusati dicendo la politica non c'entra niente, siamo solo degli idioti. Ora, a me tutto questo insieme di cose mi fa pensare che Giovanni Sallusti, poi vado da Cremaschi, stiamo un po' creando, vogliamo vedere dei problemi laddove non ci sono, creiamo dei mostri perché qualcuno, creiamo dei draghi perché qualcuno si diverte a combattere i draghi, e questo lo fa sentire un cavaliere senza macchie, senza paura, e gli dà anche una ragione per vivere, per incassare. Sì, sicuramente questa che hai descritto è proprio la dinamica di quello che è un gioco di società, come dire, della buona società o pseudotale. Dico solo in premessa che sono molto felice che la Cittadella sia da qualche settimana anche su Radio Libertà.
non solo non mi sono ancora pentito di aver aperto questo spazio, ma ne sono ancora entusiasta, quindi insomma o non mi è passata la stronza, C'è oppure... tempo per pentirsi, c'è tutto il tempo. Guarda, della vita non c'è tempo quasi per niente se non per pentirsi di quello che si è fatto, poi credo che vale per tutto, cioè in generale, no? Per una grande verità. È una regola di vita, ma perché è uno spazio veramente nelle corde di Radio Libertà, cioè è uno spazio improntato all'incontro di punti di vista anche molto differenti nel dialogo. Quel metodo che applicava tra l'altro quel signore di nome Charlie Kirk, che quando parliamo di questi temi, come dire, la cui memoria dovremmo sempre onorare quando parliamo di questi temi. Per entrare invece nello specifico che dicevi tu, sono d'accordo con, diciamo, la gigantesca impostura di questo psicodramma che è andato in scena, che riassumevi, e che addirittura all'origine dello psicodramma, perché la crociata contro Passaggio al Bosco nasce proprio il primo a denunciare questo scandalo immane per cui un editore non allineato si permette di avere uno stand a una fiera del libro, è stato Emanuele Fiano, un parlamentare del PD che era appena stato sottoposto a un detestabile e per me orrendo episodio di censura da parte di squadristi rossi, perché c'era la falce e il martello, quindi, come dire, anzi, tecnicamente comunisti. Credo che questi signori si riconoscerebbero nell'aggettivo. Quindi Fiano era appena stato oggetto di un atto di intimidazione intellettuale, anzi di censura, anzi di violazione della sua libertà d'espressione, e ne ha chiesto subito a ruota un altro per chi non la pensa come lui. No, ma allora il gioco è truccato, scusate, no? Perché la famosa e fin troppo abusata frase "non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo", e deve valere anzitutto con chi la pensa diversamente, anzitutto con i pensieri eccentrici, fastidiosi, anche irricevibili. Ti dico, nel catalogo di Passaggio al Bosco ci sono autori per me detestabili come De Grel, che fondò un battaglione dell'SS con cui io proprio non ho nulla che spartire culturalmente. Mi sembra ci sia anche Junger, che è uno dei protagonisti della rivoluzione conservatrice del primo Novecento e che peraltro prese pubblicamente le distanze da Hitler. Ma insomma, io stesso non credo di condividere il posizionamento culturale di quell'editore, ma a maggior ragione devo difendere la sua libertà di essere nel dibattito, di vendere i suoi libri, di svolgere la sua libera attività economica, tra l'altro credo tutelata dalla Costituzione. E se no siamo all'interno di un dibattito truccato. Qual è il trucco, diciamo, perenne, e chiudo? Ha a che fare con quello che citavi anche tu, no? Con questa mitologia sempre più farlocca dell'antifascismo. Cioè siamo alla declinazione farsesca di una cosa che era già un'impostura, ma almeno era un'impostura seria, no? Perché sotto il nome antifascismo, fin da subito, dal dopoguerra, la sinistra ne ha costruito un feticcio intellettuale, ne ha fatto uno strumento per la propria egemonia. Ora non voglio tediare. È un'operazione detestabile, ma era culturalmente almeno seria, no? Non so come dire, un'operazione di egemonia gramsciana, riguardava una classe intellettuale che aveva idee che non sono le mie, ma aveva idee. Adesso non ci sono più idee, adesso c'è una sorta di tic del bel mondo, fumettisti bravissimi come Zero Calcare, pseudo guru dell'antimafia come Saviano, di questo bel mondo che poi litiga tra di loro perché è più antifascista, che replica semplicemente questa etichetta, la mette addosso a chiunque la pensi diversamente. Allora sì, mi viene da dire che questi sono casi per eccellenza di quello che Pasolini, Sciascia, Flaiano chiamavano fascismo degli antifascisti. Ora, c'è un ospite qui con noi che sono contento di avere perché lui, insomma, di antifascismo ha fatto professione molto seriamente, c'è anche scritto un libro sul nuovo fascismo di recente e vorrei chiedergli questo. Intanto, a domanda secca, Cremaschi, i fascisti vanno censurati, vanno cacciati dalle fiere? Tanto so che lei è sincero, lo dice. Sì, certo, i fascisti sì. Dopodiché l'unica cosa su cui sono d'accordo con Sallusti è che è tutto truccato. È vero, è tutto truccato perché oggi i pericoli autoritari e fascisti vengono dalla NATO, dall'Unione Europea, dall'appoggio, dal sostegno a Israele. Questa è la cosa più grave. Prima mi pare venisse citato il progetto di legge del Rio che accoglie il protocollo AIRA, che è il protocollo sostanzialmente scritto da Ben-Gvir e Smotrich,
in cui sostanzialmente chi è per la Palestina viene definito antisemita, ecco, io questa la ritengo un'autentica legge fascista, perché colpisce direttamente la libertà di espressione e di manifestazione. Così come considero un'operazione pseudo-fascista il voto del Parlamento europeo del 2019 che equiparò nazismo e comunismo. Quindi sottilmente, sottilmente considerando che il fascismo non era nazismo e quindi era una cosa un po' buona, no? Ecco, un po' meno, ha fatto degli errori. Ma quindi Ecco, passaggio al quindi sì, bosco. io penso che la tendenza di fondo sia una tendenza profondamente autoritaria, e però c'è una gigantesca finzione in cui appunto ci sono sicuramente coloro che sono fascisti, neofascisti, che secondo me sono una ristretta minoranza di questo paese, continuano a essere una minoranza, poi però c'è una tendenza autoritaria dei liberali che una volta fanno gli antifascisti per poter avere spazio e un'altra volta fanno quello che sono davvero autoritari, Sono molto come quello confuso che come avviene oggi. Adesso un'ultima sono cosa, molto adesso confuso. noi siamo, a proposito di partite truccate, noi stiamo qui in queste ore travolti sui social, penso che ci siete anche voi, anzi ci siete, quindi lo so, e quindi avrete visto tutti quelli che sventano la bandiera blu, no? Dell'Unione Europea. L'Europa è la mia bandiera, non è la mia, però adesso, proprio ieri, l'Europa ha deciso che Giorgia Meloni ha ragione sui migranti. Io che sono totalmente contro il modello di, come si dice, che per me è di razzismo di Stato, del decreti Minniti, deportazioni, eccetera, che penso proprio una cosa totalmente diversa. Trovo totalmente ipocrita che uno dice sono europeista, sono contro la Meloni, quando alla fine in Europa dicono le stesse cose, soprattutto sui migranti e anche sull'austerità e anche sul riarmo. È Quindi fantastico, sì, Cremaschi. è tutto truccato. Viviamo in tempi meravigliosi, perché io sento parlare Sallusti e sento parlare Cremaschi e sono d'accordo un po' con l'uno, un po' con l'altro. Non so se questa è la fase mia terminale proprio dell'esistenza o se Sì, veramente non ci si capisce più un cazzo. Secondo me. Cioè, È una brutta fase tua. No, vabbè, grazie, ringrazio Crevaschi, ma il punto è, cioè, io sono d'accordo con Crevaschi sull'Unione Europea, sono d'accordo che si debba cancellare che sia tutto truccato sul nuovo autoritarismo. Io preferisco dire autoritarismo, secondo me parlare sempre di fascismo si dimenticano dei pezzi. Non ho capito se Cremaschi comunque va bene, io concordo su autoritarismo, ma possiamo passaggio al arrivare a un bosco, compromesso. Passaggio al bosco l'avrebbe cacciata o no? Guardi, io non sapevo neanche che esistesse quella casa editrice, quindi non lo so, però per me l'apologia di fascismo è ancora un reato, sì, lo dico esplicitamente, e non sono d'accordo di metterlo, questa è una cosa, sullo stesso piano di altre idee, cioè secondo me questo è un punto di differenza vera che ho con Sallusti, cioè dice tutte le idee, no, non è vero che sono tutte uguali, perché io non considero, io sono d'accordo con Sandro Pertini che una volta disse il fascismo non è un'opinione, è un reato, almeno nella nostra Repubblica nata dal 45. Poi uno mette in discussione i principi, avrebbe diritto, per me avrebbe diritto, però deve dirlo esplicitamente. Io non mi riconosco in questo modello. Beh, c'è da dire però, Cremaschi, che comunque i reati li decidono gli uomini, no? Quali siano, quindi forse anche qui insomma se ne può discutere. Questo non voglio dire ovviamente che non debba essere il fascismo, assolutamente, però non credo che comunque il fatto che sia un reato sia per forza qualcosa di nettamente sbagliato, no?
certo, questo per me lo è, ovviamente. Sì, Però a certo. questo punto il Ci tema sono è chi dei è che reati che io condivido, l'occupazione delle case io lo condivido, certo. però a questo punto il tema È secondo me un reato che condivido. però a questo È punto il vero, tema non è la diventa stessa. Qui entra il giudizio politico, ma no, ma io sono di parte, Certo. non è che ma sono a a questo metà. punto il tema però diventa anche chi è che decide che ad un certo punto qualcosa No. sia, no, più negativo di No, in questo qualcos'altro. caso, sì, in questo caso dovrebbe essere ancora la nostra Costituzione. Però detto questo, voglio aggiungere, cioè io sono abbastanza, cioè non è che mi metto con tutto quel fronte antifascista lì, cioè non mi ci mettete, perché io ad esempio No? Saviano, che ha appena esaltato il premio Nobel per la pace dato a Maria Cristina Machado, cioè per me è dall'altra parte, è chiaro, cioè per me Maria Cristina Machado non è una, come si dice, una liberale, cioè è una che ha detto che in Venezuela bisogna fare quello che Netanyahu ha fatto a Gaza perché così si risolvono i problemi. Ecco, non sarà fascista, però io perché sono vecchio e uso queste parole, poi voi che siete più giovani ne trovate delle migliori. No, però, Diciamo che è una grande cioè, reazionaria che è uno, ecco, allora questo è quello che io è quello che mi dà fastidio, questa ipocrisia, ecco, questa ipocrisia sì, non la sopporto. A me piace Giovanni Cremaschi perché Cremaschi è uno che è chiaro. Cioè Cremaschi Indubbiamente. si può non essere d'accordo con quello che dice. Io delle volte sono persino d'accordo con quello che dice, ma questo è un problema mio che mi risolverò poi, no, al momento del trapasso, dico, mi verrà chiesto conto anche di questo. Ma Esatto. il punto è che quello lui è chiaro, cioè lui Qualche anno sappiamo di quali battaglie purgatorio in fa. più. Esatto, e sappiamo anche che qual è la sua prospettiva politica. E lui dice bene quando dice l'ipocrisia, lo dice dal suo punto di vista, però io credo che dal tuo se ne possa vedere una analoga, cioè che è, e c'è a sinistra ma c'è anche a destra, c'è anche a destra un po' di ipocrisia perché anche lì l'Europa va bene corrente alternata, cioè, e qui il punto è una cosa molto umana, troppo umana, per cui la libertà ci va Diciamo bene che è quando fa comodo a governativo. noi. Se vogliamo darle una definizione non diciamo generale, filosofica, ma legata alla realtà concreta, diciamo che c'è un'ipocrisia di governo, cioè i governi che governano negli ultimi 30-40 anni devono fare tutti le stesse cose, al di là di quello che dicono quando sono all'opposizione, devono fare le stesse cose perché sopra c'è un sistema di potere, un'elite che decide lui cosa devono fare. Quindi quando va la sinistra, quando va al governo, deve fare, ovviamente deve aumentare il livello dell'ipocrisia e dire siamo antifascisti, antifascisti, antifascisti e usarsi la parola antifascisti mentre fa politiche di austerità, di riarmo, eccetera. La destra che dice sovranità, diritto, il popolo italiano prima gli italiani, poi quando va al governo deve fare l'accordo con l'Unione Europea sul programma di rientro del MES e adesso oppure sì, deve fare, quindi c'è l'immagine, c'è la rappresentazione che è una E poi cosa c'è la realtà. e la rappresentanza Se- non c'è più, cioè delle Facciamo rispondere a differenze. Questa Sallusti è su la radice questo. della democrazia. No, detto che, occhio che tu hai citato Nietzsche, umano troppo umano, non so se rientra negli autori, come dire, perseguibili, quindi come Chi? dire, Non ho sentito, scusa. No, Borgonovo ha citato Nietzsche dicendo umano troppo umano, non so Nietzsche se è un rientra grande. negli autori perseguibili, come dire, da zero. No, Nietzsche è un grande, ecco. io lo sottoscrivo. Ecco, vedi, questa è un'altra dimostrazione di intelligenza di Cremaschi, col quale sicuramente ho una cosa in comune, cioè la bandiera blu dell'Unione Europea non è la mia bandiera. Io lo dico per ragioni, come dire, non cremaschiane, cioè io lo dico appellandomi a un grande discorso di Margaret Thatcher del 1988, la quale diceva non vedo perché noi, proprio nel momento in cui crolla l'Unione Sovietica, sistema centralista per definizione, centralizziamo i poteri del continente in un leviatano che sta a Bruxelles e che ormai, come è ampiamente noto, ci dice il diametro degli ortaggi, ci dice agli agricoltori come fare la coltivazione dei loro campi e cose molto anche più drammatiche come il Green Deal e affini. Quindi quella non è la mia bandiera, d'accordissimo con Cremaschi.
se ragioniamo in positivo, però io, attenzione, non ho detto che tutte le idee sono uguali o tutte le idee sono buone in modo indistinto, anzi questa è una tesi che mi fa irritare profondamente. Io sono un vecchio ratzingeriano, questa qui la chiamerei dittatura del relativismo, diciamo, se non vorrei far crollare gli ascolti in essere, quindi no, non è questo il punto però è che baricentro valoriale hai. Io mi oppongo, diciamo, al leviatano di Bruxelles e alle sue politiche, perché tengo ad avere come baricentro la libertà individuale. Allora, se ho la libertà individuale, per me è legittimo non solo il catalogo di Passaggio al Bosco, ma è legittima la pubblicazione del Mein Kampf, che anzi è un testo interessante per capire la tragedia. È legittima la pubblicazione degli scritti di Stalin, di cui si vanta una delle case editrici che ha guidato la crociata contro i suoi colleghi, che già di per sé è una cosa un po' bizzarra, però dobbiamo metterci d'accordo. O è lecito tutto, o quello che è, sì, per me insopportabile, è il doppio pesismo dei totalitarismi, cioè sono i milioni di morti del nazismo che pesano di più dei milioni di morti del comunismo, dello stalinismo, del comunismo cinese. No, quello no, ormai io trovo che sia una verità storiografica acquisita il fatto che il mostro totalitario aveva due facce, una nera e una rossa. E quindi quello che trovo detestabile è dire Passaggio al Bosco no, gli scritti di Stalin, cioè uno dei più grossi macellai della storia umana, sì. Chiudo dicendo che invece il fatto che, come dire, a distanza di pochi stand ci sia il catalogo di Passaggio al Bosco, e il catalogo mi sembra si chiamasse Red Star, la casa editrice di cui sopra, sì, è la vittoria pratica, empirica, fattuale della società aperta sia contro i nazifascismi che contro i comunismi, perché entrambi vogliono fare mercato e vendere. Però questa società aperta però, e qui vengo alla nota dissonante, che invece è mia nemica, totalmente mia nemica, la società aperta poi fa entrare gente che non è così aperta, e la società aperta poi ha prodotto un'elite di gente che si proclama apertissima, tollerante, no? Che abbraccia gli alberi, i migranti, e poi dopo però sono anni, e lì concordo, no, con Cremaschi, che impone un modello unico a tutti i governi, per cui tu devi andare o vieni a patti con questa roba o ti schiantano in un modo o nell'altro, no? Abbiamo visto, cioè, quello che è successo a Salvini, abbiamo visto quello che è successo a Berlusconi, di cui pure si possono non condividere, però lì non è che Berlusconi è caduto perché faceva il bunga bunga. Berlusconi è caduto perché qualcuno nelle cancellerie europee ha deciso che l'Italia doveva essere governata in un altro modo, che è una cosa che dovrebbe fare orrore a chiunque, anche alla sinistra, perché poi una volta tocca a te, una volta tocca agli altri. E questo che a me dà molto fastidio su come funziona in Italia, che quando tocca a te piangi e ti stracci le vesti, quando tocca agli altri va bene, caro Massimo, tu ne sai qualcosa. No, io volevo... non lo sai, però perché proprio... No, sono d'accordo, però io penso che dobbiamo fermarci perché è arrivato il momento della pausa. E noi allora... quindi ci fermiamo tra pochissimo, ci fermiamo e ritorniamo tra pochissimo. We belong to the world, we belong to the wind, we are the spirits of the competition's end, turning hours into days, burning muscles feel the pain, the heart and soul of discipline, my friend. We are sending you a challenge. It's very clear. We came to win. That is why we are here. Demanding to be tested. Tested by the best. Not to be forgotten like all the rest. The time has come. All the training done. The muscle and the blood will come to pay. Let the game begin. Hear the starting gun. Play from the heart today. We will overcome. When the game is over, all the counting's done.
Today is the day. All the training through. We have come for the number one, not the number two. Let the contest begin. Play hard, fight to win. Immortality, victory, and fame. The time has come. All the training done. The muscle and the blood will come to play. Let the game begin. Hear the starting gun. Play from the heart today. We will overcome. When the game is over, all the counting's done. We were born to win. Number one. Number one. Number one. Today's the day. All the training through. We have come for the number one, not the number two. Let the contest begin. Play hard, fight to win. Immortality, victory, and fame. Let the game begin. Hear the starting gun. Play from the heart today. We will overcome. When the game is over, all the counting's done. We were born to win. Number one. Let the game begin. Hear the starting gun. Play from the heart today. We will overcome. When the game is over, all the counting's done. We were born to win. Number one. Let the game begin. Hear the starting gun. Play from the heart today. We will overcome. When the game is over, all the counting's done. We were born to win. We were born to win. Number one. Number one. Rieccoci qui alla Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati. Nel mentre ci ha salutato Giorgio Cremaschi e ancora con noi invece Giovanni Sallusti. Allora, io sul tema di prima volevo aggiungere una faccenda, perché prima giustamente abbiamo parlato del Leviatano, no? Di Leviatano con due facce, una rossa e una nera, però secondo me oggi c'è una terza forma di autoritarismo, che è quello dell'Unione Europea, che abbiamo detto prima giustamente. E io penso che conveniamo tutti sullo stesso discorso qua, e infatti stranamente sono rimasto anche abbastanza sorpreso. Però secondo me è sbagliato equipararla al fascismo o al comunismo, è una nuova forma di autoritarismo, cioè una nuova forma di autoritarismo che si concretizza in cose come il chat control, che è stato approvato dal Consiglio dell'Unione Europea recentemente, di cui nessuno parla se non 4 poveri come me su YouTube e altre cose. Cioè, perché hanno parlato anche di scudo democratico europeo, adesso stanno parlando anche di espropriazione di beni russi per darli a Kiev, cioè cose che a mio avviso non stanno né in cielo né in terra, ma una forma di autoritarismo del genere, secondo me non è né
legata al comunismo né legata al fascismo. Quindi per tutti quelli che parlano di deriva fascista, deriva comunista e cose del genere, fanno un grande errore. Ma questa non è neanche una deriva neoliberale, come ci vogliono far credere. Secondo me è un mix mal riuscito di tutte le cose. E questa è la realtà dei fatti, perché io non vedo liberalismo nell'espropriazione, io non vedo liberalismo No, beh, in Italia, dove attenzione, abbiamo il 9% della borsa italiana è detenuta dallo Stato e le attenzione più grandi aziende però, italiane. Massimo, quando si parla di neoliberismo è di una cosa diversa dal liberalismo, cioè qui il Sì, liberalismo ha sì. dei principi, come dire, di libertà, che sono molto rispettabili, poi dopo per me esiste il liberalismo reale, no? Esiste il liberalismo e il liberalismo reale, come una volta si dice il socialismo reale. Cioè, poi dopo nella realtà quelli che si presumono liberali non lo sono tanto. Il neoliberismo è un altro tipo di cosa, cioè è un sistema che sfrutta, diciamo, il pubblico, cioè gli stati per lo più, per fare politiche di deregulation, ma per pochi gruppi, quindi in teoria è anche all'antitesi del liberalismo, oltre che del socialismo e del resto, è una cosa un po' diversa, un altro mostro. Caro direttore Sallusti, tra l'altro questa esperienza con Cremaschi devo dire anche formativa umanamente, però Sì, sono, interessante come perché dire, ne esco rafforzato. però fa vedere vedi, degli strani rivolgimenti, perché poi ci sono dei temi che si intersecano. E forse è vero che esiste una divisione non più orizzontale ma verticale, no? Cioè, ci sono dei temi di critica. Io non credo che le voci critiche come quelle di Cremaschi, che è una sinistra critica in questo momento, magari una volta era una sinistra egemonica la sua, no? Quella proprio vetero-comunista, così. Oggi è una sinistra critica che non è vista benissimo comunque dalle vestali della sinistra, anzi danno fastidio pure loro, tant'è che censurano pure loro, questa è la cosa incredibile. Cioè, il punto è, e con questo poi ti salutiamo, devi stare attento a dire fascista a uno, perché il prossimo fascista sei tu. Finisce sempre così, cioè inizia con quelli brutti e cattivi, poi vengono a prendere te. E questo che secondo me è inquietante. Sì, sì, no, non c'è dubbio, sono molto d'accordo su questo. Manderei un abbraccio a Massimo, perché anche secondo me non c'è un grammo di liberalismo autentico nell'attuale conformazione dell'Unione Europea, che anzi è veramente quel Moloch parasovietico. Non lo so, ma è un piccolo, un piccolo liberale. Ha Io mi sto ragione lui. levando una serpe, mi sto levando una Lo serpe so. in seno, lo so, ma io infatti ogni tanto lo sento parlare e gli dico come posso, adesso gli faremo dell'educazione affettiva, non lo so, delle cose del genere. Cioè, lo Massimo tieni costringe. duro, ma al di là di questo ovviamente ha ragione anche sul fatto che bisogna stare attenti con le parole, non c'è il gulag, bisogna avere rispetto anche delle tragedie, è una forma di autoritarismo soft, ma è sempre autoritarismo. Su quello che dicevi invece prima, hai perfettamente ragione, nel senso che prima scagliavo addosso l'etichetta di fascista, appunto quando la sinistra era una cosa tetra, ma seria, aveva costruito questa mitologia dell'antifascismo addosso all'avversario politico. Era un gioco truccato ma ancora razionale. Ormai, diciamo, da quando ha preso piede la neosinistra woke, quello a cui si abdica è anzitutto il principio di non contraddizione, la logica elementare. Cioè, vi lascio con questo esempio. È notizia di queste ore che ai mondiali di calcio del 2026 era prevista la Grandissima partita cosa. dell'Orgoglio Pride. L'hanno fatto un sorteggio per stabilire quali due nazioni dovevano giocare questa partita. La partita dell'Orgoglio Pride si giocherà tra Egitto e Iran. Egitto e Iran. Capite che non c'è più una logica minima se la partita dell'Orgoglio Pride si gioca tra un paese in cui gli omosessuali sono perseguitati di fatto e uno addirittura in cui sono dichiaratamente impiccati in pubblico in quanto omosessuali in nome della Sharia. Non c'è più nessuna logica. Quindi, detto questo, io sono contento che questo spazio, anche su Radio Libertà, di cui saluto gli ascoltatori, provi a ripristinare un minimo di logica. Beh, ma queste sono cose meravigliose, come quando c'era la flottiglia, no? Rivendichiamo la cosa, e poi dopo c'era uno, no, che ha scoperto, ma come ci sono gli attivisti LGBT, allora non vengo più. Non ci avevate detto che c'erano gli attivisti LGBT. Cioè, è questa la cosa. Poi il bello che noi, vedi, io dico, c'è adesso
Io sono un estimatore dell'Ungheria, no? Mi piace come è gestita, Vabbè, ognuno insomma, ha i credo suoi. che fa. Ognuno ha le sue. Però, per esempio, in Ungheria in questo momento c'è un attivista LGBT, che è quello che ha organizzato uno degli ultimi Gay Pride, che rischia il carcere. Ecco, io trovo che sia una cosa sbagliatissima questa, che sia un grave errore da parte di Orban, perché un conto è Assolutamente. la propaganda nelle scuole, un altro conto è proibire le manifestazioni. Cioè uno dovrebbe dire, tu fai una manifestazione decente, di destra, di sinistra, etero, gay, è quello che ti pare, no? Magari, ecco, evitiamo di mostrare tette, culi e altri ammenicoli in pubblico, che è una cosa anche semplicemente di eleganza e di buona creanza, poi per il resto tu fai tutte le manifestazioni che ti pare, no? E quindi questo non mi piace. Però poi la comunità LGBT, che in questo caso, insomma, questo rischia 1 anno di carcere, non le catene e il gulag, però è comunque 1 anno di carcere molto brutto. Se succedesse a me o a qualcun altro per quello che scrive, quello che dice, insomma, di sicuro non mi farebbe piacere. Detto questo, poi la stessa comunità LGBT però è la prima che impone censure, cambiamo le parole e tu non puoi dire questo, e tu sei omofobo e andiamo a picchiare le femministe TERF che sono contro i trans, cioè tutta questa cosa qui, no? Ognuno c'è sempre l'acqua al suo mulino. Quello che cerchiamo di fare qui invece è diverso, cioè io voglio sentire, perché mi arricchisce, mi interessa, se no mi annoio. Voglio sentire sia Sallusti che Massimo Salvati, che Matt, che Cremaschi. Sentiremo altre voci e invece noi siamo sempre lì a tirare, no? A dare addosso agli altri. Piano, lo citavi prima, direttore Sallusti, è proprio l'esempio clamoroso di questo. Cioè, tutta una manfrina perché ti cacciano via dall'università. Sbagliatissimo, orrendo. Cioè, persino Parenzo io difendo quando ed è tutto dire, voglio dire, no? Cioè, Con una che fatica interiore. con una fatica, perché anche perché quando vado nelle sue trasmissioni è difficile parlare per me, no? Perché lui poi, cioè, è difficile, interrompono, ridono, cioè è una cosa, non è proprio il massimo della libertà di espressione. Detto questo, quando gli tolgono la parola in università, a me ripugna. E sai perché mi ripugna? Perché mi è capitato tante volte. Mi è capitato di essere cacciato, che mi togliessero le sale, che mi boicottassero, che dovessi fare le cose con la polizia fuori. Adesso ormai le faccio solo con le ambulanze fuori che ti portano via. Ma poi, cioè, come dire, capito? È una cosa intollerabile. E tu che hai subito questo, vai a chiedere la censura e poi ciliegina sulla torta, così introduciamo un nuovo argomento e ti salutiamo davvero. Ehm, la cosa di cui ho più paura è l'autocensura, perché qua c'è un pensiero unico a cui tutti aderiscono, e non so se ci avete fatto caso, dico a me e a Massimo. E l'altro giorno c'è stato, l'altra notte, a mezzanotte, uno stupro a Roma. Una ragazza che è stata aggredita da 3 nordafricani, e uno l'ha stuprata e 2 la tenevano ferma. E se uno va a leggere gli articoli di giornale che parlano di questa roba, cioè per capire che quei 3 erano nordafricani, devi andare tipo all'ultima riga dell'articolo, sempre che lo citino. Cioè è una cosa incredibile, uomini. Allora sai che c'è quella cartina che gira sui social scritto Uomolandia, no? La cartina dell'Africa chiamata Uomolandia. È così, no? Quella è l'autocensura, cioè ormai quel pensiero unico lì è penetrato nella testa dei nostri colleghi, Giovanni. Assolutamente sì, sottoscrivo, ed è anche peraltro antipatico perché avviene solo quando è diciamo l'altro di mezzo, cioè un maschio non europeo, non occidentale, c'è questa rimozione, altrimenti non avviene. Quindi è lo sdoganamento del fatto che si fa un linguaggio ideologico, e io lo trovo insopportabile. Sempre per tornare alla questione di pensiero unico, no? Io volevo anche introdurre un tema che abbiamo lanciato all'inizio proprio della puntata, ovvero la fantomatica aggressione fascista a Genova, la terza che però in realtà è stata millantata, perché la prima era quella della CGIL che si è rivelata falsa, la seconda quella fatta dai Maranza e la terza questa al PD. E il bello è che in tutta questa faccenda i giornali si inventano, cioè dicono anche che non è un caso isolato.
E a me questa cosa fa Che ridere, è perché vero, se cioè ce uno ne va... sono almeno altre due farlocche. È vero che non è un caso isolato, Sì, no, cioè, no, è pieno, ma è pieno di puttanate di questo genere. Cioè, questa è la verità, è che per quello Proprio. non è isolato. Cioè, sono gli stessi giornali, peraltro, Ma scusa poi, Massimo, che poi quando c'è lo stupro del coso scrivono che non è, no, è uomo senza caratteristiche. Prego. no, sì, quello è una vergogna, infatti. Però parlano tanto di antifascismo, pericolo squadrista e dicono che non è un caso isolato di aggressione. Poi però vai a leggere gli altri casi di aggressione, i circoli del PD, e una volta ci hanno scritto Viva Putin, un'altra volta ci hanno scritto Free Gaza, un'altra volta ci hanno fatto delle scritte con vernici antifasciste e no global sulle sedi del PD, e quindi dove sta qua l'aggressione Ma dove è questo? A neofascista? Genova? Cioè, Tutte a Genova queste? no, qua ci sono... No, non a Genova. Allora, la prima, quella di Putin, l'hanno fatta a Ferrara. Quella di Infatti, Frigazza a Pesaro e a dicembre 2024 in varie sedi del PD in Liguria e Toscana, e a Firenze poi l'hanno fatto le scritte proteste pro-Palestina. Cioè, quindi parlano tanto di deriva fascista, quello che mi ha aggredito è uno squadrista, e poi è un inside job, diciamocelo, perché questa gente è fomentata da voi. ma sai, poi Ma vai, no, vai tu Marco, poi torno io. No, volevo dire che semplicemente per quanto mi riguarda io ritengo che c'è questo eco, no, mediatico che fa comodo poi, un po' a tutti quelli che dall'alto della piramide in un qualche modo direzionano anche, le notizie. Quindi, gli stessi giornali che oggi non hanno più, no, l'onestà intellettuale di andare realmente a vedere, a verificare le informazioni, a cercare di capire, a diffondere, no, la verità e diffondere delle informazioni oneste, ecco, allora, per loro quello che importa oggi c'è il vantaggio del click, no, il far aprire quel determinato articolo perché, grazie a quel titolone si sa che attira di più l'attenzione e lo spettatore, l'utente è più incentivato a leggere la notizia. Quindi, diciamo c'è più un interesse nel chiaramente fornire tipo di informazione meno accurata che però porta poi a loro anche più guadagno. E poi sappiamo che insomma, ehm, i certi giornali anche abbastanza importanti sono comunque hanno un loro orientamento politico ben preciso, ecco, quindi diventa, veramente difficile oggi trovare qualcosa, un'informazione neutra che ha come unico obiettivo quello di fornirti la verità. Io credo che questo non esista più. Tu come la Però vedi, sai, Francesco? io non penso che l'informazione debba essere neutra, cioè io non sono neutro, sono, ehm, come dire, io prendo parte, no? Che non significa che io sono al servizio, non sono organico. Cioè un conto è prendere parte, dire come la pensi, molto chiaramente. Un altro conto è essere organico a un sistema, fingerti magari invece neutro, come dire, sopra le parti, e poi io sono favorevolissimo che uno mi dica, io vado molto d'accordo con Giulio Cavalli, ad esempio, no? Giulio Cavalli scrive su settimanali di sinistra, è un uomo molto di sinistra, una persona che io ritengo intelligente, alcune cose che per me sono lontanissime proprio dalla mia sensibilità, credo che per lui sia lo stesso, cioè che ha delle cose mie, ci sono delle cose mie che per lui sono lontanissime, no? Ma c'è pieno in giro di persone che la vedono universalmente da me. Con Sallusti, che è stato qua fino adesso, noi abbiamo discusso per anni, pur da destra, no? Perché siamo due mondi diversi, con voi due discutiamo di continuo. E questo è un bene, ognuno dice la sua, c'è la sua visione, e l'insieme, come dire, no? Nel cattolicesimo si usa questa bella immagine della sinfonia, no? E la realtà umana è una sinfonia di cose. È bella nella sua sfaccettature, il fatto è che io e te non la pensiamo, se no, se la pensassimo tutti uguali non avremmo niente di cui discutere, no? E l'importante è il rispetto, magari anche, si può anche imparare da quello che dice un altro, si può anche accorgersi di aver sbagliato qualcosa, cioè io trovo che sia talmente bella questa polifonia, no? Per cui uno legge Repubblica, poi legge La Verità, poi legge il Manifesto, poi legge quell'altro. Il problema è che oggi nessuno legge più niente. E tutte queste menate che ci facciamo sono anche cose molto fra giornalisti, fra giornali. Cioè, diciamoci la verità, ragazzi, ma cioè, più libri, ma chi se la sarebbe filata nel mondo
Cioè sì, va gente, per carità, ma vanno sempre gli stessi. Cioè, Ma la stessa casa editrice di Passaggio al Bosco, no? Prima di questo scandalo, chi è che conosceva questa casa editrice beh, che era fondamentalmente di nicchia? beh, le conosce una nicchia di persone che sono poi quelle che leggono, pochissime, così come i giornali sono di nicchia, i talk sono di nicchia. Alla fine, anche, come dire, c'è un mondo molto ristretto di persone che seguono l'approfondimento, l'informazione, tutto questo. E questo è un grande dramma. E poi diventa un dramma nel momento peggiore, nel momento in cui poi quei pochi alla fine stavano meglio tra di loro, cioè stanno meglio tra di loro, cioè essere pochi così, però una volta dominavano su tutti. Cioè una volta l'intellettuale di sinistra era potente, perché c'erano soldi, giravano soldi nelle case editrici, nei giornali, nel cinema. Oggi non lo è più. Oggi ci sono pochi soldi che vanno spartiti, c'è poco potere che va spartito, le masse se ne fregano perché vanno da un'altra parte, cioè non c'è più un intellettuale che dice una cosa su un giornale e tutti dietro, no? O che dice una cosa e c'è il dibattito come c'era con Pasolini, quelli lì a suo tempo. Oggi dici una cosa e non ti si fida nessuno. Al massimo combatti per fare il presidente di una fiera o di un Ma ente culturale. non pensi che questo sia dovuto anche all'avvento dei social dove, prendo ad esempio anche me Massimo, figure che insomma per anni hanno portato avanti temi, su queste piattaforme, ecco, abbiano in un qualche modo, rotto anche, no, il classico sistema monopolio informativo dove, c'era effettivamente prima una grande casta che poteva in un qualche modo diffondere quelle notizie. Oggi invece col fatto che possono parlare tutti, di fatto esistono Ora, delle narrazioni alternative. io penso che siano, come sempre sono vere entrambe le cose, c'è un po' di verità in tutto. Io credo che i social abbiano contribuito anche, e il web in generale, a dare un'altra versione dei fatti, e certe cose possono uscire solo sul web. È anche vero che a differenza però della stampa tradizionale, che ha avuto i suoi enormi difetti, sul web in generale c'è molto meno controllo. Certo, tu devi andare da quelli di cui ti fidi, puoi capire se uno avrà, però Certo. in generale il web produce anche una velocizzazione, un minore approfondimento, cioè è differente, si lavora in modo diverso, no? Poi uno può cercare di lavorare bene ovunque. Non è detto che le due cose debbano essere in alternativa, peraltro. Sono vere entrambe le cose, Esatto. cioè i social hanno poi amplificato anche però lateralmente, non so, le shitstorm contro o le campagne cioè io una volta scrivo sui giornali, c'era magari un altro su un altro giornale che mi insultava, faceva un pezzo per insultarmi, o andavo in televisione e ti rispondeva quell'altro in televisione o la radio, no? Ti chiamavano. Adesso se scrivo una cosa e nel giro di 5 secondi mi arriva una tonnellata di insulti di ogni colore, quindi questo alimenta attenzione, l'odio, Ma vai in perché giro poi con la scorta? no, io non vado in giro, ma a parte che non vado in giro, dove cazzo devo andare? Cioè, dove andare, dove volete andare? Ma state in casa, ma c'è anche questa gente, ma cioè, dove, guarda, più libri, ma perché devi andare? Ma stai in casa tua, vai ogni tanto serenamente in libreria, ti prendi un po' di libri, poi torni a casa, libri, film, DVD, stai lì, leggi, ti fumi un bel sigaro, dove cazzo devi andare? Cioè, è questo, anche questo mito della mobilità che avete voi giovani, che poi dopo fomenta l'immigrazione, tutte queste cose. State lì. Poi davvero, adesso non sto scherzando ovviamente, però non voglio fare il moralista, voglio semplicemente dire, c'è una pluralità di cose a cui si può attingere. Io trovo insopportabile che ci sia qualcuno che deve decidere e le persone hanno la possibilità di pensare diversamente. Cioè, chi ci ascolta ha la possibilità di difendersi. A tutti, è pieno di fonti di informazione differenti, quotidiani differenti, podcast differenti, trasmissioni radio differenti, trasmissioni televisive un po' meno, ma se uno vuole si può informare diversamente, può aprire la mente, può leggere dei libri diversi, può non farsi controllare. Cioè, tu ci insisti spesso, Matt, no, sul fatto che uno individualmente deve anche migliorarsi, combattere un pochino, darsi da fare, no? Affrontare la fatica. Guarda che informarsi è una fatica, allenare il pensiero è una fatica enorme. E un sacco di gente non è disposta a farlo, c'è un sacco di gente che si beve le 3-4 cose che gli rifilano, non più quegli intellettuali lì, però magari gli influencer che sono i loro nipotini, capito? Perché poi ci siete voi, Ma ma è pieno anche di... ma anche leggere un libro, no, puoi farlo in modo attivo, puoi farlo in modo passivo. Chiaramente se tu inizi a leggerlo e,
niente, scorri Pensierato. di parole e via, e chiaramente poi ti rimane ben poco. Se invece in un qualche modo sforzi il tuo pensiero ad analizzare, ad assorbire bene quello che stai leggendo, a farti tante domande, perché poi per darsi delle risposte ci vogliono anche delle domande, e neanche delle domande banali. Cioè uno deve cercare anche di andare oltre, e come dici tu questo comporta un grande impegno, una grande energia, e sicuramente oggi, dove siamo bombardati di tantissime notizie, anche solo per dire, mettersi lì, filtrare, cercare di capire che cosa leggere e come leggerlo, diventa un ostacolo importante quando chiaramente sei così tanto saturato, no, da queste informazioni, e poi da altre piattaforme. Cioè, diventa più comodo vedersi una serie su Netflix piuttosto che leggersi un libro e analizzarlo, no? Ma ormai Quindi è troppo impegnativa anche la serie su Netflix, perché il problema dell'attenzione è un problema di Sì, cui anche nessuno perché, parla, per scusa, esempio. è vero, ma questo dipende dall'uso dei dispositivi digitali, per cui c'è gente che, anche dalla stanchezza diffusa, il numero di ore per cui dobbiamo lavorare, c'è tutto un insieme di cose. Detto questo, è anche vero che io la 10ª serie ambientata nel 1640, dove ci sono 20 etnie diverse, mi sono anche rotto le balle. Cioè, Sì. adesso, e poi a un Esatto. certo punto Netflix va bene un po', ma anche basta. Però è vero, c'è un drammatico problema di attenzione. Io penso cosa succederà. Io Prego. No, io volevo dire, tornare sul tema di prima, che abbiamo detto giustamente che nel corso degli ultimi 100 anni è cambiato radicalmente il modo in cui le persone si informano. Ovvero, prima c'erano soltanto i giornali, non c'erano i social, non c'erano gli influencer, e quindi c'era il monopolio, c'erano molti più soldi che giravano attorno a quello. Oggi ci sono gli influencer che un po' di spazio, diciamo, di audience l'hanno rubata ai giornali. Però questo non significa che influencer e giornali sono nemici. Devono lavorare insieme, come più o meno stiamo facendo, per creare un contenuto, secondo me, di qualità, e che riporti le persone a tornare ad informarsi. Il C'è problema... anche influencer, però attento, perché Sì, il sì, problema è che noi qui cerchiamo di fare una cosa che approfondisca. Voi lo fate nei video, però attenzione, perché poi quello che succede quando tu abitui uno a fruire un contenuto di 3 secondi, di 30 secondi, 20 certo. secondi, poi quello non riesce più a leggere un intero articolo di giornale, si annoia, fa fatica, non lo comprende. Noi ci stiamo disabituando Esatto, come civiltà alla parola scritta, ad esempio, no? Se non quelle dei messaggini. esattamente. E poi un altro problema è che i soldi sono diminuiti non solo perché c'è questo scontro interno tra, diciamo, influencer e giornali, ma anche perché è proprio diminuito l'interesse verso gli approfondimenti, verso la geopolitica, verso quello che accade attorno a noi. Ma basta fare delle semplici domande ai giovani della mia generazione, c'ho 19 anni, quindi ve lo posso dire con concretezza: su 100 persone che intervisti, se ce ne sono 5, ma 5 è una stima anche ottimista, che si interessano alla politica e che sono coscienti di quello che succede attorno a loro, è già tanto. Cioè, questo è anche un problema, secondo me, di cui dovremmo trattare, l'u- l'ul- oltre a il calo dell'attenzione e tutte queste cose qua. l'ultimo pensiero di Francesco, che poi siamo in chiusura e vi salutiamo. No, l'ultimo pensiero è che se uno segue noi non sbaglia. Almeno noi cerchiamo di fare bene il nostro lavoro. Io, vabbè, ovviamente tiro l'acqua al mio mulino, però noi cerchiamo di fare il nostro lavoro, di fornire un po' di approfondimento e davvero io vorrei che, cioè, delle volte citiamo dei libri, degli articoli, abbiamo persone, oggi abbiamo avuto Cremaschi, Sallusti, c'è persone lontanissime, però che discussione è venuto fuori? È venuto fuori anche una discussione in cui Cremaschi e Sallusti a un certo punto avevano persino dei punti in cui si sfioravano, poi adesso è la volta che il nostro direttorissimo ci caccia a pedate nel sedere, però torneremo su tutti questi temi, tanto l'emergenza fascismo, ragazzi, non è finita qui, non è finita qua. Ci saranno altre meravigliose novità, chissà, magari proprio da Genova, dove ogni volta c'è l'aggressione fascista e poi non è fascismo, com'era la canzone di Battisti? No, non è fascismo. Basta, Francesco, fermati, sei a ruota libera. E allora, detto questo, io ringrazio Francesco, ringrazio Massimo, e noi ci rivediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.